Buonasera a tutti, mi sono Rui Zanatta qua della città di Porto Alegre, un piacere grande essere insieme a Valtri in la live del Marostica, Filota Lian, grande programma, un stroconasso a tutti. Adesso ascoltiamo i versi che ho fatto a Marostica, ascoltiamo i versi adesso. Guardiamo la live del Marostica, guardiamo la live del Marostica, la se parla italiano, se fa su tanti baccan sulla live del Marostica, la se parla italiano, se fa su tanti baccan sulla live del Marostica. Guardiamo la live del Marostica, guardiamo la live del Marostica, parla sul tuo vicino che vediamo anche al Marigno sulla live del Marostica, parla sul tuo vicino che vediamo anche al Marigno sulla live del Marostica. Guardiamo la live del Marostica, guardiamo la live del Marostica, canta fuori una maniera di tutti i martedì sera il nostro filo italiano, canta fuori una maniera di tutti i martedì sera il nostro filo italiano. Guardiamo la live del Marostica, guardiamo la live del Marostica, guardiamo la live del Marostica. Guardiamo la live del Marostica, guardiamo la live. E adesso cantiamo le allegrie! La
internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e a sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. Minha bem? Não é! Me dá! Não! Minha bem! Não é nada! Não é! Para! No caminho tem Buffon. Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor.
O Edgar Marostica que você já conhece de uma forma que você nunca viu. Criamos o nosso site para que você possa acompanhar a cultura italiana de onde estiver. Nosso site é responsivo, assim você acessa quando, onde e como quiser. Humor, cultura e informações em poucos cliques. Faça parte, de forma simples e rápida. Você colabora com essa história? Acesse edgarmarostica.com.br e aproveite! Che bella valsetta. Ehi, buona, ma buonissima proprio, de vero cuore, di tutta l'anima, de gusto. Una buonasera a tutti voi altri. Che piacere, che allegrezza, che gusto da essere qua, come tutti quanti i martedì sera del nostro filò italiano. La nostra vera lingua, la nostra lingua madre. Edgar Locatelli Marostica, de qua in cantina, de Serafina Correa Serra Gauscia, Rio Grande do Sul, capital nazionale del nostro italiano. Proprio così, non siamo di arrivare. E stasera parleremo un poco di tutto. Parleremo sora e l'orto. Cantaremo, beveremo, scherzemo, ridemo, si appassemo. Tutto quanto di questo filò italiano. Siamo di arrivare a fin del mese di agosto, ancora il giorno 31 proprio. Sonade del gruppo Gli Amici di Amassolin che isè de Porto Alegre. Un struconasso a tutti loro, grandi amici nostri. Persone che ha passato una vita intera lavorando, vivendo il nostro italiano, la nostra lingua mantenesta tutti quegli anni qua. E mai desmentegai delle canzoni, delle sonate, delle cantate. Ascoltai de so pare, de so mare, de so nonni, bisnonni, dei migranti che svenesti d'Italia. Una eranza, un legato tanto importante, la musica, la canzone che la porta allegrezza, discontrazione, sì, intrattenimento, dei momenti di catarse con gli amici, nel filò, con le persone, nelle cappelle, nelle feste, ossia anche di andare in colonia, in campagna, cantando si va. Ecco, proprio così, cantando, per desmentegarsi fuori delle tristezze, delle strusi, dei momenti di dolore, delle malattie e tante volte contenti, stravasando allegrezza, di avere una bella famiglia, di avere i fioi, di avere il papà e la mamma, di avere i fradei, di andare bene, di che le cose vai bene, di volersi bene. Tutto questo che vuol canzone, che vuol le cantate, le sonate e gli amici di Amassolin. Un struconasso a tutti gli altri. Un ringraziamento speciale per essere qua con noi stasera. Va bene? Allora gli amici di Amassolin di Porto Alegre, speciale stasera solo è l'orto. Gente, perché parlare dell'orto? Una famiglia che fosse da stare in colonia, contadini, senza l'orto. Dove? Come? In cui ti avete un lotte di terra in paese, che sia la casa, via de Drio che ne che, davanti che nel gramado, che nella piantella, che nelle cose belle, il giardino, i fiori, ma la via de Drio, che ne che, fruttari, si ha e l'orto. Zecusita che noi italiani femo. Ecco, la importanza di avere le piantelle del SIA, le piantelle dei frutti, i fiori e l'orto. Proprio così, radici. Siamo stai slevai a radici. Tutti noi sappiamo il gusto dei radici, delle seule. Ecco, è tanto importante parlare solo a questo perché ha sempre fatto parte della nostra vita e quanto ben che la fa la erba. Sì, la erba. Origine dai cognomi Favero e Sela per via di che in cui il nostro patrocinatore speciale è
l'orto, se orti favero, di una famiglia favero qua di Serafina Correa. Vedissi quante mude che fa, dopo un di saper come chi fa a fare le mudette per l'orto e metterti le agropecuarie, case di ramo, supermercati per rivendere. Verrà che compri 10-12 mude per £1, mia cosita? Ma come tanto barato? Come che funziona questa storia? Stasera non di vedere. Cantemo, ridemo, scherzemo. Avevamo con Roger e Marigno le be frotole, scherzi. Marco Marsaro, anche lui che viene con le città, viene giutare. Avevamo sulla tecnica Josiel Sensi, e avevamo la a Cuccagna, scuola del Italiano. Tutti i martedì sera, la Sodita, è nostra parcera, ecco, che avviene insegnare un pochettino di scuola del Italiano. Tutti i martedì sera le regolette sopra il italiano. Va bene? Bevemo, si passiamo, tutto così. Ma bisogna che mi sonemo qui che mi poccia, qui che mi butta là dei skate tutti i mesi. Loja Paludo, todo mês de agosto, produtos com até 60% de desconto. Aproveite, Paludo, sua moda, seu estilo. Camisa nova, Dopo parliamo meglio, guarda ciò, guarda che manequino funeraria qua, Oh, olha lá, Camilo, tá bom cosita, guarda, Avemo anche l'Amighi Plus, ração par tutte le bestie, sia polastri, galline che fa ovo, sia i porchi, sia le porche di riproduzione, sia le bestie, ecco, o se no i boi che è per ingorda, cavre, avevamo anche i cavalli, proprio così, per le becche, da mangiare appunto le bestie, la ração di Amighi Plus. Adil Net, provedore di accesso internet in tecnologia fibra ottica, Bota super leve Baspan, il meglio stival che capesta in del Brasil, polivalente o supermercato da famiglia di Santa Rosa, da famiglia Deitus Bibiano e sua famiglia un struconasso a lori. Avevamo la vodka Raisca, la vodka che fa le meglio caipirinhe. Avevamo rete di postos Buffon, oia là, de pide 90 posti tra Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Abbastessi il tuo auto te a rete di postos Buffon, non anche che vi domandiamo questo, che sia apoiatori del nostro filò. Avevamo la Pian Alimento, la Son Parcan, gatti e pesci con altissima qualità e alta conversione. Iede Paraíba attende tutto il Brasile, anche fuori. Bravecto, tratta, previne e controlla, pool di carapati per de più di 90 giorni del tuo cagnetto. Lei è l'unico del mercato, te locati in cliniche, pet shop, case di ramo, agropecuarie di là avanti. Modello Penei, divento con salve da famiglia Cecon e a Farroupilha anche. Modello Penei, ti occorre che qualche tipo di Penei, Bridgestone, Firestone, altre marche nazionali, importai, fuori di strada, agricole, sportivi, qualche Peneo, qua te a Serra Gaúcha se modello Penei. Credo che go messonai tutti quanti questi nostri patrocinatori, va bene? E mettiamo dentro quei che viene giuntame quattro filò. Doseli, ciao a tutti, venite, passate rento, venite rento qua. Marigno e Trevisan. Buonasera. Ciao che viene, Buonasera Marostica, buonasera Roger. Come va? Va bene, va bene. Sì, ben postai, pulito. No, che siamo bene. Che è tua camisa nuova? Ciao, che trovato la camisa? Sì, oddio mia, vedere che sono con la camisa nuova. Sì, ho visto me. Ma pensa che continua a mettere la pansetta c'è, no, sì. Per chi che gioca a football. Sì. Buonasera, qui chi è a casa ti devo accompagnare un altro filò. Sì. Un altro martedì sera. Un altro martedì, ecco. Mi sono messo rento con quel vin qua. Ma che il vin lì viene da dove? Perché quel che fa che il vin qua le devo accompagnare, devo assistere, che che commentare che sì, la devo assistere. Oppa! Lidio Mangoni! Oh! Sarà che le lupo mi proprio che fa che il vin là nel suo deposito di bevida. Ah sì, te la mostrare gaite? Ga mostrare 3-4 gaite, mi ha dato da mangiare domenica di mesdì. Un piacere di stare insieme con te, con la tua femmina, col tuo fiol, Leandro, con la tua nora, un struconasso a tutti gli altri. E dopo mi ha menato il deposito, mi ha dato vin e 1 litro di shop. Ma il shop... Al shop è 1 litro solo. Buono. Hai detto che il fa 7-8 mila litri. Lui fa. Lui ha detto che il suo ma è buono, È buono. Video, se foi il tuo vin.
Nebo, Far abbiamo finito. Ah? Ormai. Con Caturma qua un Prossima un litro volta- di vino. Marino, e te come stai? Mi sto bene, Ecco. pulito. Stasera via. andremo a parlare della Sora Urto. Quante storie che abbiamo Sì, solo cioè, all'Urto. sì. Ecco. E vuoi parlare di scommissio, Marostica? Ben sgueltin. Sì. Una situazione che ho visto in cui una reportage di TV. A malattia quella, la M. Ah, sì. Un tatin che occorre 9 milioni per fare un medicamento per curarsi. E mi pensa sora, con pesquisare quante a popolazione Rio Grande do Sul è là. Sì. 11 milioni e poche Quasi persone. 12. Un real cada uno Un real. risolveria il problema di quel tatin là. Ecco. Per cui che non possiamo aiutarsi, non possiamo... un real, te fa falta un real, No, ti no, Roger, no. chi? Un real cada uno risolvesse il problema della famiglia di quel tatin là. Migo assistivo anche a mia reportage, go film metteste da che parlavo, metteste Sì. il nome solo che ho visto qui di RBS TV parlando di che le massa in cima. Sì. Non va a cattarsi Sì. i soldi, allora dipende tanto del governo, se no non si Sì. poteva fare qua. Una campagna. Ecco, una campagna solo aiutare questo progetto, ma non adianta mi so che non vai dal risultato, o seja, non vai dal risultato sufficiente. Sì, perché vedi che manca un mese per Manca lui. un mese, le Ma masse se in che cima. ne qualche dunque di accompagnare, chi vuol vedere, chi vuol giocare il nome, pesquisa da internet. Chi Pesquisa Sì. da internet, o se no na RBS. Na Deus RBS, Media. sì. Un'altra cosa, non abbiamo qua ancora Sergio, che il prete. com'è che lei è il cognome su di lui? Defendi. Defendi. Sergio Defendi. Nuova Defendi, che è Bassano, frate, che le sta a star 10 anni dell'IT, che viene a parlare solo, e vuol vedere un posto dove che va a aiutare tutti a te, i piccinini di Sì. 3 a 6 anni, Sì. vero? E allora qui che vuol collaborare e aiutare, stasera dobbiamo fare un reportaggio sulla situazione che devo passare ante l'IT. Allora, E viene a parlare lui? lui, ecco, ma se di commuoversi, viene sul pel de oca da sentire e di poter fare qualcosa. Allora stasera riceve col cellulare in mano per battere un ritratto dopo della conta per aiutare questi tosatei. Sì. Va bene? Cosita proprio. Cosita Chi che proprio. non ha scompartito ancora, va rento là, compartigliare, l'è scritto sotto lì, è facile, clicca lì e pubblicare agora, Sì. che così di più persone può vedere, può assistere il nostro Proprio. filo. È vera? Cosita, sì. Andiamo a parlare del cardappio, no? No, non mi è Sa- parlato. Allora stasera noi mangiamo 2 mede teste di No, ma porco. aspetta. 2 mede teste. No, ma qua. No, Ma come 2 medie? Perché no una intera? 2 mede? no, perché sta spartia. Ah, 2 mede la mia una, e una le mie 2 mede. Ma di cose che non andiamo mai stasera, c'è pa 2 teste di porco, una testa di porco spartia in mezzo, tira via l'osso, desossate, Besosana. e go con sai ancora ieri sera, dopo visto casa del football, tanto che beveva una birra, a go con sai, Con sai. se visto una mente de Valtri. Ah, sì, Vengo pensare, loro i miei amici, Ehi. loro se merita che mi è 11 di notte si è quadri con sarga a testa di porco. Quanti goite che ha fatto? Senti Marco che ride la via. Mi pensai che lui dicesse ai miei amici, invito, vieni a aiutarmi a bere la birra. Ecco, Al certo l'era Valtri beve a birra e mi conserve a testa. consavi a Quando gatto giocare ieri, bol, gatto fatto goi. 2 soldieri. Ah, sì. Nato male, è nato male. Allora Solo ascolta, parlando in testa, allora stasera che ne sta testa del porco, che lei era un promesso. il companadego, lei? Companadego. Sì. Companadego viene Quella che- de stesse. Polenta. Polenta, Polenta. formaio di attina. Ma il formaio si occata. Sarà chioccata il formaio. Parchi la gasconta. E gasconto è, non so se io qua a casa esconde il magnar perché è tanto che tutti ti slubiai fuori. Il nome del modello Penei modello Penei de Bento. È polivalente. Sì. È il supermercato polivalente di Bibbiano, Bibbiano. vero? Contiamo una storietta. Vai. Volaria, scominciare con una A se frase. sta bene contata quando non vuol dire. Ah sì? No? No, agada è vero con l'assunto che parliamo ancora. Allora ascolta bene. Le famiglie cattoliche, Sì. le famiglie italiane, grande maggioranza cattolici, una volta erano tutti cattolici. dopo Adesso mi siamo mescolare, mescolare ma su altre religioni. tutto non certo, vuol mia dire vera. la fede religione. la tutto pulito, stessa. importante è la fede. No, altri qua non facciamo differenza neanche a una. Ma ascolta bene, loro che era una famiglia e le cose non andavano proprio bene come la parona la voleva. Ah sì. No. Sai che le donne, loro l'ha detto così, una ora che andare fuori, vanno andare fuori e andare al paese. Sì, Sì. sì. Fe che quando che il prete passa qua
e si ferma qua. Ti pensi il prete Simonetto? Sì, Giovanni. Col fucchetta verde. Sì, Col fucchetta verde passava. Un dì si ha pensato che la famiglia voleva che lui desse benedire a casa. Ma una volta tutti che benedia le case e un'altra, per amor di Dio, l'impara a casa. Sì che viene il prete. A casa che venga il prete a benedire, allora tutto limpo, perché E sempre quarti. e parecchiare qualcosa per regalo al prete. Sì, Allora il prete stia contento. Sempre portare a casa qualcosa. Che il prete cobrare stia secco, ma Sì. darghe qualcosa al prete, una pezzettina di formaggio, un po' di salami, miele, sì, qualche cosa sì, così, sì, bastia, sì. vero? Le persone che giuta tanto, Eh. vuoi parlare con stimare Allora del c'ho- prete, là de Camargo, il megadito che fanno, che le Camargo, ha detto che il mai comprare un salato o una pezza di formaggio, mai. Tutti gli anni che è là, sempre qualcosa. Sempre uno l'altro Vedi che qua. giutano. Guarda, sì. Ecco, Eh. va bene. Ma E allora? mi si aspetta che mi dai, lo sto sempre Sono di Vai scherzare. vai Allora c'ho studiare sto a prete, padre. arriva là, la donna lo riceve, del Sì. positivo, arriva a Rento, il Varda, c'è tutto mai o meno ben postato e tal, lo chiama Rento. Allora il prete permesso, Rento, sì. ecco. Nome del padre. Poi figlio spirituale. Volio, ecco, allora ciappa una scudella là, Con acqua. butta acqua insieme a tatola col crucifisso del Signoron là, Sì, no? sì. Gesù Cristo lì, e il prete si concentra, benedice questa acqua in nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. E la pronta una rametta. una rametta, Una rametta. butta Rento te sta scudella Rametta con l'acqua. de scoe. Rento sta cosina, E e benedice sta cosina che ha sempre da mangiare per tutta quanta famiglia, non vedo Padre, Figlio e Spirito Santo, i quarti che vengono fuori tanti fiori, non vedo Sì, Padre, Figlio e sì, Spirito perché una Santo. volta- Te a sala che sia tanta Tanta compagnia, amici e compagnia, vicini che sì. vengono a far filo qua in nome del Padre, Spirito Santo, Sì. do in cantina che sia sempre salami picca via, formaggi, tinto, Sì, sì, e vin. ma prete, daria mia per andare dove stala. Oh, La stala. Vai va, che fai? dove tanto? stala arriva dopo che sia tanto latte per sta famiglia che le va, che fai pulito, che sia sana e salve qua a ragione da amici plus. Sì. E sicchero, lo date sicchero Via anche. del sicchero Però anche mai un po', poca che acqua, il sia- gavetta a che scudella. fai di bei. Venire l'acqua. Ecco, salami, pilonghi che le prediche del prete. Ero mai di offendere. Finire l'acqua. Salami, pilonghi che le prediche del prete. Nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Viete il punaro galline, che sia da mangiare, che fai tanti uovi. Proprio. Punici. Che non che dai che, Sì. che la malattia là era lo che è, la malattia delle galline. La variola, no, com'è che c'era? Il tifo. Al tifo, tifo. al tifo. Il tifo, le galline, tinto un tanto e via. Là della stanza c'ho vai benedio fuori a padrona, tutto. che dice così. Quindi è che basta, prete. No. Guarda, faria caro che benedissi anche l'orto. Allora. Perché la detto, ma non viene su niente, Niente. non viene su niente. Cioè, allora con era- mia sorte, diceva una con mia volta. sorte con l'orto, Vedete che lei è a terra. Ora era a verde il portello, Driu cascardò il portello, sai che ti Sì, dico sì, che sono marzo, tutto cascadò il marzo. portello, il prete, quando il va a Rento dell'orto, becca che è una muccia del rame, mi stiramenti, e si ferma, e dice, no, qua può essere parona. Cocciapa la rama, guarda la rama, sì, che mi sia pensare, che mi sia. Ho detto che? Fora forbesette abioni, Rento con le sesole e i ronconi. Amen. Fora tutta la erba matta e Rento con la sapa. Amen. Fora capoeira e spin che ti passaranno anche il patin. Amen. Fora lampeghina e sassi, Rento con merda a sacchi. E adesso con questa tutta quanta benedizione muoveve fuori con quel culo. Amen. Allora se vadi di Gavri l'orto, tieni rampeghina, abbioni, forbesette, mia vera. Sì. Sassi. Movi, sassi, movive fuori, Ecco.
Loro non anche adesso andiamo a tendere. No, ma gente. Mangiare. Devi vederla al Sì. Magnar che stasera. Mi chiamo qua Ruisanata, Ennio Lovison, Selito Finato, Ita Circadore, un strucco nasce avanti che viene a cantare. La Italia è bella, e amici da Massolì! Parto col figlio verde per raggiungere la frontiera. Un addio alla mamma mia e ne parto per la guerra. Dio benedetto il soldato che tutto ha dato spesso per te. Italia bella, valente e forte, sorriso eterno di primavera, il Dio ha scritto sulla tua bandiera, il nome santo della libertà. Il Dio ha scritto sulla tua bandiera, il nome santo della libertà. Sventola su Trieste, la bandiera dei tre colori, ma è delizia forte e diletta di ogni cuore, di andar per mare e per terra, sempre a gridare e viva il re. Italia bella, valente e forte, sorriso eterno di primavera, il Dio ha scritto sulla tua bandiera, il nome santo della libertà. Il Dio ha scritto sulla tua bandiera, il nome santo della libertà. Mamma, ti ricordi quando un giorno ti lasciai? Figlio, mi dicevi, forse in cielo mi rivedrai. E dopo un'altra battaglia, con la medaglia ritorno a te. Italia bella, valente e forte, sorriso eterno di primavera, il Dio ha scritto sulla tua bandiera, il nome santo della libertà. Il Dio ha scritto sulla tua bandiera, il nome santo della libertà. È il nome santo della libertà. Bellissimo. Parlando in libertà, parlando in pace, armonia, in cose buone, in cose belle. De Wilson Canzi, de Pignalzinho Santa Catarina, il Vignal e mi. Mi e il Vignal, cari, avevamo una somiglianza. Lui è fatto de vigne, mi son fatto de speranza. Il Vignal pien de ua, di tutte le varietà, mi pien de nostalgia del tempo guastà. L'utenia in tei sorami, la ua de magnar palvin, mi taglio i graspi e li porto in tel cestin. Il Vignal insegna a tutti l'esempio della fraternità. Mi, schissando il suo frutto, fa un vin che fa cantare. Lui il carga, a tutti gli anni, assando i paroni contenti, mi fa come italiani, fa un vin per tutta la gente. Il Vignal lavora una volta all'anno, il Vignal con la sua produzione, mi come bravo italiano sono sempre in funzione. Lui con la ua verde e maura e sol che na stagione. Ma finché la dura la ora te la educazione. I vignai guardo i monti e i valli de bellezza, mi guardo sogni sconti e una sbranca de tristezza. Loro i segaligai con le cadene come a darse le mani,
mi col sangue in le vene sono una mescolanza d'italiano. Vigne, se fa un vignal, graspo a graspo, le botte si impienisse, giorno a giorno arrivo al me final e passo a passo la mia vita la se finisse. I vignai mola le foglie al vento, come gli uomini mola i cavei, e pin pianin, col passare del tempo, no altri, non siamo mia picquei. Infine, cari mi, il vignal, che avemo una differenza di natura. Lui è fatto di vigne speciali e mi di sangue, sogni e bravura. De Vilso Canzi, de Pignalzino Santa Catarina, un struconasso a lui e a tutti quei che scrive, che quando che ti scrive Veneto Marco Marsaro, quando ti scrivi ti assi là, mia vero? Buonasera. Buonasera Marostica. Resta un registro di che bei parole, di che bei poemi, di cose vere. Cose che acontecessero. Succedesse proprio così, sì, ecco. Come stai, tutti bene? Va bene. Buonasera a tutti chi sei a casa. Bel poema. Va bene, cosa che tu lì? Tocca dire che se le città, tante città anche stasera. Chi se Dio vede per tutti i cantoni. Chi mi assiste, né? Tanti Dio guardarmi anche stasera, un ringraziamento speciale. Chi che ha compartilhato anche ringraziare, chi che mi ha scompartilhato, chi caro della compartilhare questa live. Di le città allora. Guaporé, Formosa, Goiás, Porto Alegre, Gentil, Barra Funda, Nova Araçá, Farroupilha, Céu Azul, Mussum, Rondinha, Campo Largo, Paraná, Guizianca de Casimiro de Abreu. Tonio Mocelin conhesto? Sì, risadinha! Che abbiamo studiato insieme, mio e lui. E a sua famiglia, suo fratello, penso tanto bene di tutti loro. Ecco. E te ascolto, e che ti assiste. Un struconasso a lui. Ecco, chissà quando te vieni qua a Rio Grande do Sul, te vieni a Catame. Vem cosita. Anca Doutor Ricardo Concórdia, São José do Ouro, Shoppingzinho, Garibaldi, Encantado, Nova Prata, Sananduva, Sarandi, Curitiba, Palmas, Caxias do Sul, Triunfo, Lajeado, Portão, Santo Antônio do Palma, Primavera do Leste, São José do Cedro, Serafina Correia, Feliz, Taquara, Palutina, Canoas, Coronel Vivida. E anca dire que Luiz Felipe e a Camila da Pioneer, que a representação. Assim é. Quattro regioni siete. E Dio assistime, dopo andiamo a fare il reportaggio sopra le mude dell'orto. Sì, migo sulla barrettina della Pioneer. Nostri patrocinatori in Struconasso a loro e a tutti quanti di sulla a Sarandi. Sì, in cosita. E anche Blumenau, Paraí, Flores da Cunha, Santana do Livramento e Horizontina, Isete ascolto. Va bene, anche qui di Barra Funda? Sì, Barra Funda, sì, sempre ascolto. Orti Favero. Ah, sì. Orti Favero iniciou suas atividades no ano de 2000, onde estufas eram de madeira e todo o serviço era manual. Hoje o viveiro conta com 11 estufas, todas de estruturas metálicas e todas com sistema automatizado, minha vera? Allora rende il mestiere, São proprietários e trabalham no viveiro Valdecir Favero, il capo, Audete Sela Favero, i fioi Giuliano Marcelo e due funzionari, quer dizer, Gilmar e Sofiol. Sì. Rosato. Rosato. Com struconasso allora là, va bene? Abbiamo un reportaggio bello che mostra Sì, abbiamo un reportaggio dopo di come... È che una volta, ma non era nessuno che vendeva le mude. Sì. Tocché a farsi le mude dei seulini, ecco, e dei radici della salata, tocché a farsi. Loro si piantea una vaneda con le somense e dopo strapiantea le mude e osservea la luna. Dopo mie Marinho, Roger, quando andiamo a parlare solo a tutti chi affari lì, la nonna, il nonno, Valti che sia a casa, stia attenti. Va bene? Chiamiamo il gruppo per cantare. Do musica. Vai, cara biondina. E le stelle che noi portiamo sono disciplina. E le stelle che noi portiamo sono disciplina e noi soldati. Cara biondina capricciosa, garibaldina, trullala, tu sei la stella, tu sei la stella. Cara biondina capricciosa, garibaldina, trullala,
Il fucile che noi portiamo è la difesa, è la difesa. Il fucile che noi portiamo è la difesa che noi soldati. Cara biondina capricciosa, garibalina, trullala, tu sei la stella, tu sei la stella. Cara biondina capricciosa, garibalina, trullala, tu sei la stella di noi soldati. E le scarpette che noi portiamo sono le barchette, sono le barchette. E le scarpette che noi portiamo sono le barchette di noi soldati. Cara biondina capricciosa, garibalina, trullala, tu sei la stella, tu sei la stella. Cara biondina capricciosa, garibalina, trullala, tu sei la stella di noi soldati. E le gibelle che noi portiamo son portatiche, son portatiche. E le gibelle che noi portiamo son portatiche che noi soldati. Cara biondina capricciosa, garibaldina, trullala, tu sei la stella, tu sei la stella. Cara biondina capricciosa, garibaldina, trullala, tu sei la stella di noi soldati. E la borraccia che noi portiamo è la cantina, è la cantina. E la borraccia che noi portiamo è la cantina di noi soldati. Cara biondina capricciosa, garibaldina, trullala, tu sei la stella, tu sei la stella. Cara biondina capricciosa, garibaldina, trullala, tu sei la stella di noi soldati. Che spettacolo, che maraviglia, cara biondina, tu sei la stella di noi soldati. Abbiamo una frotola, tusi al punto qua, quelle da giocare fuori a tutto. Mandiamo ai nostri patrocinatori un minuto in sol, torniamo in seguita, vai là. No caminho tem Buffon. Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida.
melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. Eita lá! Non devo cantare qua fuori dei bastidori qua. Stiamo a fare Tordiglio Negro, la lettera nuova del Tordiglio Negro in italiano. Ma non sei più, Tordiglio, vieni avanti qua. Voi mestizi. Qua. Marco, vieni a te. Ti vieni qua a gaita o no? Vieni qua a gaita. Tutta o no? Ah. Ti pensi tutta? Fammi il primo tocchetto. Ecco, loro femo dopo. Come diceva una volta un campetto. Un campetto. Che la gaita è mia Dopo femo un campetto. Volevo che femo un campetto del... Voi mestizi. Tordiglio Negro. Tordiglio Negro, ma solo che non altri femo di boy mestizi. Marino, sto bene? Sì, Roger. tutto pulito. Vieni qua, che mi metto Vedete sempre alla dritta, sì, così. sì. Come i boy che vai a Rego, che va a Grippia, Roma. Cada un dalla sua. Proprio Cada un così. dalla sua grippia. Ma sti bene? Sì, Stiamo bene. Stiamo bene. bene. Quasi Marco pronta. Massaro! A testa è quasi pronta. Marco! Se non si finisse il gas. Lei è ben rostiero, ma Marco, fermate Marco! Marco, fermate! Ascolta, parliamo. se Bartoldetto. Sì. Bartoldetto non è Cristi di farlo bene quattro filò. E Maestro Ferro? Dallo che il maestro Ferro? Ma mi non Bartoldetto da pa capire, ma... Sì, ma maestro, allora che abbiamo ancora due, Maestro Ferro e Bartoldetto, qua più avanti, chissà quando si incalma dopo la pandemia. Maestro Ferro che ha tanti compromessi, Bartoldetto che ha paura della pandemia. Lui è coso, è Nelson, mesomo là, compagno del programma dei Brutin. Brutin venga, dite che porta un pezzo. E Cloviri sai via di Brutin, casa. credo mia. Ma chi che fa il Non pezzo? credo. E il gadito che no, Marigno. E il porta pronto il gadito. No, vera? Sì, il porta pronto il gadito. Meglio allora. Sol scaldato. No, ma che sia griglia buona adesso. Adesso La griglia là di Tiago Verrucche. Brutin può portare, il gadito Sì. porta pezzi per mettere tracciusa tu là. Ah sì, Pezzi differenti. Sta a portarmi grumatan. Grumatan. Che rumatan? Tipo de Ascolta pezzi. bene, nome da Polivalente. Sì. Polivalente, che è il supermercato di Santa Rosa, che tem un conceito di essere un mercato da famiglia Vadi di Santa Rosa e Regione, che ha il privilegio, l'onore, vero? Sì. Di avere un grande supermercato come Polivalente, della famiglia Deitos. Allora là che ne è tanta mercadoria, Sì. tutti, ecco, che nella soghe, che Proprio. nella padaria, fruttaria, entrega arancio, tutto quanto. E qua tutto. Serafina Supermercato Vittoria. Ecco, sì, qua che è il mercato Vittoria. Vittoria, qua Serafina Corrente. Sì. Va bene, Bibiano, un struconasso a te. Quando ti sai che noi ti abbiamo caro un'ora questa è fare una costella, solo Sì. costella. Sì. E abbiamo pensato tutto, sta votazione unanime Sì. che dite sì, quel che porta a costella. Ecco. Ma paghiamo anzi o paga lui? No, paga lui. Ah, sì. Ascolta, te lo conosci? Sì. Allora lui neanche non mi cobra stesso. Hai il corazon più grande che Antina qua. Sì, quindi, e allora un struconasso Sì. a lui, la Sandra, tutta la sua famiglia, i suoi collaboratori, suo sogro Cunico. Cunico. Ah, il Cunico. Qual è la sì. mia di Montauri là? de- Sì, Sì, di de Montauri. ascolta bene, ascolta. Sì, Allora, dai. anche da modello Penei di Bento, Opa, Penei sì. tondi e grandi, qualche bitola te compri qua a Bento con Rento strada, fuori strada. E quei che ha le frotte dei camioni, di auti anche, c'è a me, domandai orsamenti non sti comprare senza domandare orsamento da modello Penei. Allora ascolta, parlando in Bartoldetto, Sì. Bartoldetto il aveva un mul, ma lei anni, mai contata questa storia qua, Ah, sì, mai contata. Aveva un mul. Ma ascolta la storia. Allora Bartoldetto che aveva un mul da vendere. Un mul da vendere. Allora che go, parlando con lui e tal, del programma, che ha detto, Sì. giusto me compri sto mul che con una muccia di conte per pagare e non mi va più bene, non mi occorre più il mul. Il mul. Allora voleva vendere il mul a A te. me. Allora mi Ah, pensa sì. che lo compro Per per giutarlo, giutarlo, Sì, metto sì. là del potrero, l'era manso e tal. Mhm. All'area in mezzo il miglio, tutto. Oh, ciò che La mia è spettacolo. quel del mule, il porco.
No, no, quella là. Allora, quanto ho avuto del MUL? Che i tempi là 500 conti, cioè, ma era soldi. Guarda, se no. 500 conti Cos'è, era soldi adesso? Sì. Ma allora ho pensato, ben, butto che... Per aiutarlo. 500, 500. Ben, allora resto col MUL. So che ho detto, ma vorrei che tu mi pagassi subito. Ah, sì. Ma ho detto, ma non posso portare a casa il MUL. Ma te vieni tortelo quando che te vuoi mi te ottendo? Ma paghi amico conte per pagare. Passa, vedi le cose che... Era per tale, allora daghi sti 500 conti e via. Ho detto, guida che... Ma ora che sobro tempo... sabato, domenica, ciapo, e vengo torre il MUL. Va bene. Sì. Allora dai questi 500 conti, passa 8 di nuovo, 15 di dopo va torna il MUL. Torna il MUL, sì. Quando sono arrivato, ho detto, Bartoletto, sono visto torna il MUL. Ah sì, E gli ha detto, vieni a vedere cosa che è successo col MUL. Allora andiamo via, quando arriviamo via del potrero, indovina, guardo di distante, così da un 50 metri, il MUL buttà. Ho detto, ma Bartoletto, calo che? Un bull. E lui ha detto, vieni. Ho detto, cioè, ma che gordo che l'è che il MUL lì. Sì, ci ho buttato con una panzona alta così. Coi fianchi. Alti, cioè. E gli ha detto, se te sapessi, niente di gordo. L'è morto il MUL. Ah, signor, morto il MUL. Morto il MUL. Ho detto, che? Sì, l'è morto. L'era Gionfolo. Allora l'era Gionfolo per sciopare. Ho detto, ma perché tu che mi interra? Ho detto, ma se mi non ti mostro che l'è morto, te mi credei mia, ho detto, te che ragione, a me te credei a mia del buon, ma adesso te credo, via, allora ci ho stroppando il naso, ho detto, e adesso famo che? Dammi in i soldi, che gli ha detto, guarda, sì, che ha detto, guarda, che aveva una contina, un paro di scarpe e taloggia a paludo, sono andato a pagare. Pagai i debiti. Sì, ciò. Gli ha detto là da Mighi Plus che comprei a Rasson. Palmul. Dato a pagare. Andato là. Che dea mia bravecto per il MUL, no? No, che dea mia bravecto il MUL. Te Mercato Vittoria che aveva conta, qua in Aga di... Ma il gaun del re, del posto buffon sarà che le gava. Sì, ciò. Ho detto, del posto buffon che spetta perché con mia soldi a basta. Che la via che basta. No. Tu allora mi ciappa e ho detto, ma funti che venga, ho detto, mi non so cosa dire. Ma che tu mi soldi per darmi in no, mi soldi per perché mi hai fuori? Cioè mi ciappa va a casa andando a casa con pensare. Aspetta che mi ho una idea. Sì. Mi picche furbo con pensare. A fa una rifa. Una rifa. Ah, sì, una rifa. Del Bartoldetto. Fa una rifa del MUL di Bartoldetto. Ma il MUL morto! Ma tasi manco. Allora mi sono andato a casa come andare a fare. I taloniti. Ho fatto 100 numeri a 10 conti. 100 a 10 da 1000. 1000 conti che ho pensato. Ecco. Allora ci ho fatto, mi sono dato tutti amici, no? Ah sì? Sì, quei Claudio Pinzetta. Guida che devo comprare un numero anche a me. Guida che ti compra un numero. Mi idea di amici, patrocinatori, via il Paraì, là, i miei amici. Per tutti i cantoni, Montauri, mi do che te un amico Camillo mi pare che lo compra un talon. Zeni te lo compra quanti? 3 numeri devi passare via per de 4. Camillo un talon. Lo riga 2 passate. Vendesto. Ciao, ma che spettacolo. Ma tu sì. Ciao, ma il MUL era morto. Ero per Lotteria Federale? No, c'era sorteio. Caderno. Sì. Donfina, ciao. Fa il sorteio là, ciao. Tira mena smissa sulla ga guadagnare. Te pensi del poro Gioan Buffon? Sì. Giovannin Buffon. Su del posto. Claro, ma su del posto che vendesto là, a una muccia di gente, ciao. Barati camioneri, Gioan Buffon mi guadagna. Guadagna lui. E che ti ho fatto? Che? Signor! Mi non vede altro. Sono andato là che ho dato in drive 10 conti e ho sovrano 990! Ciao, ma vedi che fa una rifa? No, compro un perife che fare isso in casa. Ma mica vedi 490 reali o avanza? Sì, perché i 500 ti devi pagare a Bartoldetto, 10 dati e lui che ha toccato se su, che spiegava, è morto, tanto che mi vede i numeri, guarda tutte le volte 10 rai. E che l'altri? Ma se noi guadagniamo che è come reclamare? Sì. Marino, noi siamo stati a casa di Valdesir Valdesir. Il pupà di Valdesir, ma questa galera mi santolo debatteto. Mi fa vedere a te cantando altri parlelli. Al pupà di Valdesir Gustigno.
Agustin Favero, Santolo. me Santolo de Battedo. Maria Santa, Sì, proprio, Guarda proprio, te. avevamo- Allora a famiglia un struconasso di vero cuore, dopo parliamo meglio. Adesso andiamo a vedere come funziona le mude pall'orto. Vai là. Ecco, e ancora noi siamo qua a casa da famiglia Favero, Capella Salute, Serafina Correa del Rio Grande del Sul, con tutte queste vanede che abbiamo qua, della Orti Favero, con Valdesir Favero, no? Che sono famiglia che fa le piantazioni delle mude, per dopo arrivare a casa di quelli che vuol piantarle e anche parla grano, che è un'impresa grande qua di Serafina Correa che dopo si spiega meglio. Mi sto bene Valdesir? Oh, come trattiamo a Roltega? Guarda, Va ehi, bene, ancora con la tua presenza. Ecco, va bene. E che bella giornata ancora, Bella giornata, bella giornata. Bella dell'ora. Ti fa una domanda, che hai fatto vanede quando sei di stare in colonia, fa piantare le mudette? Maria Santissima, devo aiutare la mamma, alla nonna ancora. Il pai e la mamma mi mandano dalla nonna a aiutare, la nonna, vieni qua perché senti che sei bravo a fare una vanelletta. E allora andiamo qua a Piconella, a sapare, taglio il portello l'adubo che te Sì. su Sterco, merda di vacca, sì, ecco. E Piconella, e dopo mi dà la cartelletta del semenze, che sai che una volta mia la Sì, cartella. sì. Andiamo a seminarla, allora dopo che passiamo un pochettino per sopra, un pochettino di terra, e allora cada tipo di verdura che seminea, piantiamo un bacchettino e che mettiamo la cartella per sapere Per che sapere. tipo di semenze che l'era. Proprio E sì. poi da mudare il Va a sistema. scambiare, Va a Ma scambiare. allora ti chiami a te, se vieni qua a dirti che si giovane che mi fa male la schiena. È mai o meno così. Ma va bene, e qua, cos'era questa maraviglia di vedere queste mude qua che se cominciamo a contare, 1, 2, 3, per amor di Dio. Mude che ne è tante. Valdesir, spiega, cosa che c'è tutto questo? Quante di queste stufe che si chiamano ancora, vero? Vengono qua in tutte? Ne abbiamo 11, adesso in tanto momento qua ne è 11 di produzione. E le è sempre lottare. Sempre lottare. Quante mudette si pianta qua? Ossia a settimana? Va a entregare la settimana in media di 700 a 800 mila mude alla settimana. Diretto. Maria Santa! Questi prodotti qua, e se li distribuì a Serafina che sono mie e quanti municipi più o meno qua intorno? Oh, all'Ende Serafina qua ne è un 20 municipi che si entregano. Quasi tutti stanno qua. E una parte ancora di Santa Caterina, anche c'è un campanetto dentro la Santa Caterina. Vabbè, ma tutti qua o vi va anche un'altra banda? E lo vera che la grano, i suoi produttori che produce la grano viene le mude di qua? Sì, la grande maggioranza, il 50-60% la sai di qua e noi che ne entreghiamo al produttore. Quanti produttori? Che ne è un 200 passa. Che spettacolo! E noi che entreghiamo le mude, loro il meno il prodotto che ha grano. E in cui te vede la grano le... Una potenza per Serafina Correa. E noi siamo stati scommissiati. Quando che grano e gas commissiano, anzi siamo stati pionieri anche a scommissiare a fare mude per grano. E all'ende le agropecuarie che vi entreghiamo qua a Serafina a tutti e i produttori che viene da fuori vol tante mude che le femo, va, passa un telefono qua, volevamo 100.000 mude. E che tipo avuto? Casa pronta. Casa pronta, che entreghiamo e così te le. Ascolta, e bagnare? Come che funziona? Ti viene col regatore qua o no? No, allora sì che vorrei tanta gente per lavorare. Come funziona? Allora abbiamo il sistema automatico con cui che è facile. Lei che inserta il bottonetto, là c'ha liga e viene avanti le barre, va a bagna le cose là. E qua, nel caso che abbiamo un'acqua che la viene
no, acqua proprio qua. Senza cloro, acqua naturale. Acqua naturale e tutto. E avendo fatto clevare qua che vendendo, loro sai che fa? Trattamenti, adubação foliar, tutto qua. Tutto qua con attraverso un clevare là. Dell'acqua. Ecco. Cosita! Buono, adesso che spiego come che si fa prima avanti che avere la macchina, né? E allora tocca fare la bandeja, impianarla tutta a mano, così passare a impianarla, acquagliare un po' la terra, la bandeja, guardarsene ben piena, passare la ripa in cima, fare il demarcatore a mano, così, demarcarlo per fare i busetti, nella la semenza. La cosita e adesso ora iniziare a seminarla. Ora abbiamo la semenza, buttarla che a mano e se mettiamo adesso a seminare come già una volta. Pazienza, così vuol pazienza, tanti mi dicono che ho pazienza. Finito che bandeggia qua, comincia un'altra. Vai un dal colpo. Pensa che ora a fare che lavoro qua che a macchina te intanto che non si semena sento e la che fa mida. Qua mi spiego come che le semenze delle ortalizze, delle mude di ortalizze broccoli automatica. E qua che ne ho un stock le bandegge che adesso le tutte, le bandegge scartabili, fanno dar via malattie, fanno dar via doenze, trasmettere da un lavoro e l'altra, ora è una sanità totale. Per quella l'avremo solo con descartabili. Allora qua avanti viene il processo della macchina automatica. Allora sotto viene una correia che viene le bandegge. Allora qua che vede le bandegge, in spersora che viene un'altra correia che viene al substrato che va per le bude. Arriviamo piena, qua allora viene una scopa che tira le volte alla sopra di terra che viene della meno le volte al sole del motore. Qua che nel posto che ti marca, poi ti marca la bandeggia, guarda là, fa un busetto, cada cellula, quando saltare la semenza dentro. Ora qua, vedendo che va la semenza, che la macchina la va molando una semenza cada busetto, che vedi qua la bandeggia. E perché la macchina qua passa. Abbiamo più di 50 tipi di semenze, tutta una semenza qualificata, una semenza di primera, per calcare che il produttore che impianta, calcate tu, è come qualche altra cosa, tutte qualità, ed è una semenza pelletizata, ed è una semenza per andare meglio a seminare, che se no ti trebuli. La costa un poco di qui, la costa, ma perlomeno ti soffri meno. Qua allora viene avanti, e viene passando, allora qua la parte che quercia la semenza, viene passando per sotto e quercia la semenza, poi allora dà una scovetta a Dio qua che la limpa l'eccesso e la viene vindo qua, ora qua viene una bomba che viene all'acqua a far bagnare le bandegge, la semenza, per l'umido serce e per la nasce, per poter nascere. Dopo la viene avanti qua e è onde che si finisce il processo, che allora dopo che mette un separatore, lo passa quando lo mette là e stocca, onde che in sera, poi dopo che metti il camion per menarti le stufe e allora là te vai spagliando le sta intorno a 35 a 40 fila per restare la muda pronta per andare
far al productor. Che spettacolo, che vero gusto di essere stato là a Valdesir, a Marcello, a Giuliano e a tutti loro che lavorano a Ortifavero, che porta salute alle persone. Sì, senza verdura non è la medesima cosa. Andare a fare un pasto, da fare da mangiare, senza radici, senza salata, non è il medesimo gusto. Mi è vero che se così fa tanto bene. I nostri complimenti a tutti loro che ha cresciuto tanto e che si deve fare roba buona, di portare salute alle persone con questo lavoro da portare le mudete, distribuite le agropecuarie, armazeni, supermercati, dove che le persone passano là, comprano un per de reai, porta a casa, fa le sovanede e taglia via la sua salata, i suoi radici e altro da mangiare che fa parte di qualche pasto al mesdio alla sera. Noi anti italiani che mangiamo tanta verdura, mi è vero che se così? Giusto, un strucconasso a Valdesiri e a tutti loro là. Diamo una sonata, dopo parleremo meglio sopra come che c'era una volta l'orto. Cara mamma, dammi un bacio ancora, gli amici della Massolin, vai là. Oh cara mamma, dammi un bacio ancora. Oh cara mamma, dammi un bacio ancora. Voglio un bacio ancora. Poi te lascerò, ma tu non piangere più che presto tornerò. Voglio un bacio ancora. Son soldato al piede, so vengo che andrò, ti porterò per fior con un bacino d'amore. Son soldato al piede, so vengo che andrò, ti porterò per fior con un bacino d'amore. E l'amorosa Vianella che piange ancora, e l'amorosa Vianella che piange ancora, piange sconsolata, e vedermi andare per 30 mesi ancora a fare verità, piange sconsolata. Cara mamma, dammi un bacio ancora e amici della Massolin. E Valti com'è che sti in casa? Maraviglia, il nonno, la nonna, tu sa te, il papà, la mamma, sì, tutti gli altri, un strucconasso de vero cuore. Noi altri che avevamo fede che qua, te a Serra Gauscia, vengono più brine. Parmita, buon cosita. Se vengono dei brine forte, brine grande, per amor da Dio, no? Basta così il formento le belle e tutto quanto, che sei persighi grossi come un deo ormai, se vieni le brine straga tanto. Tanti qua della nostra regione gli devono bruscar vigne, le vigne si devono buttare, ora se viene brine guai Dio, no? Un strucconasso ad il net, provedor d'accesso internet con tecnologia fibra ottica, la Migi Plus, rason per tutte quante le bestie, la Baspan, che è il meglio stivale che capesta in Brasile, è della marca Baspan, un dei 10.000 prodotti da basso pancote, distribuidora per tutte le agropecuarie del Brasile.
guardi bene, 10.000 prodotti, basso e pancote. Polivalente o supermercato da famiglia Deitos, di Santa Rosa e qua a Serafina che ne è il supermercato Vittoria. Vodka Raisca, la vodka che fa le meglio caipirinhe de Flores da Cunha, de Afante. Paludo! Ecco, todo mês de agosto, produtos com até 60% de desconto. Aproveite, Paludo, sua moda, seu estilo, camisa nova. Vai ter que vir cá visto che mi sono di camisa nova. Guarda qua, Guarda che camiseta de manequim, Camilo, un grande struccone a te, Stefano, tutti gli altri là. Ecco, abbiamo anche Rede de Postos Buffon. Saluto a Roselio, Jair, a Lauro, a Loreno, de più di 30 anni, con Telmercato, Rede de Postos Buffon, impienisce il tanque del tuo auto, trucca l'olio, loja di convenienza, sempre che sia una città intorno della Rede de Postos Buffon. Pia alimenti sono parcangati e pesci con altissima qualità e alta conversione, proprio così. Bravecto tratta, previne e controlla puldi e carapati del can per più di 90 giorni. E anche abbiamo la modello Penei de Bento Gonçalves 3455 mesa 500. Ti occorre Penei, non vuol dire che ti si deve stare. Loro ti manda i Penei per la trasportadora, domande che orsamento. Fammi un favore di che ho visto latte il filò italiano che valti vendi Penei. Ciameli, ecco, noi ti mettiamo tutti in avanti qua, mettiamo su Penei che viene da modello Penei de Bento Gonçalves. Marinho e Roger, vieni dentro qua. Marinho, come stai? Mi sto bene, Parliamo mie e ti dell'orto. Sì, perché Roger le dio stampare polenta, adesso è il momento. E un'altra, Roger, sarà che hai piantato ancora una muda de orto? Fatica. Soppare sì. Zenesio quelle che di... ha fatto Vannetti. Sì, ma Roger mi conta che lui deve starti un sito e gli piace tenderlo, no? Ah sì. Poi chiede stare in colonia, i ha amore, i ha passione, e se là è perché le sta una idea di andare. Sì. Parliamo un pochettino, un'altra curiosità, ora, in quello il 31 di agosto, l'ultimo dì del mese di agosto, e una volta invece che aveva una superstizione del mese di agosto, aveva una sudizione, che aveva paura del mese di agosto. Perché allora? Perché diceva che il mese di agosto era il mese dei cammati, che era il mese del disgusto. E lo vera che ti aveva conciato scarsero? Sì, dopo impiantata a taipa. Anche a quella? Sì, ma allora noi siamo idea, noi facciamo mudanze da casa nuova, noi cominciamo a innamorare, perché diceva che come siete il mese di agosto, diammi è giusto. Allora in cui l'ultimo di Damasco se poi il mese di agosto mi si è smorosar, marideve, fa tutto quel che vuole. Mie e Mario andiamo a parlare solo dell'orto, la importanza di un orto te una famiglia. Va bene? Scomissiamo Marinho. Sì. Finché se ricordiamo, sì, no? Quando se ricordiamo, come già era fatto l'orto. Proprio anticamente i fessò le vanede e i pianteasò. Dopo lo regavea. Dopo quando se venissero le galline. Lì che toccava. Signor, tegni sue galline. Tocchia serrare all'orto, ma serrarlo con che? Tacquare stroppe. Tacquare le stroppe per ligare le tacquare. Sì. Do sotto le impianti intera. Sì. E insieme con la stroppa ligarle. E allora sotto anche le sesmarsia. Allora piantea che? Dopo quando che era un buso piantea che? Grimpe de spini. Dei pin. Araucaria che gli poi, dei pin. Se no anche tanti, ma quella era la ortassa, vero? L'era fatta di taipa con un tocco di steccato insieme. Quella era la ortassa. E l'orto proprio, allora l'era... Dopo mi ricordo la casa che abbiamo giutato, fare un orto più moderno di quel che c'era solo de stroppe e de tacquare. Sì. Perché a colpi quando che se straghea, che se ruvinea, andava un tocco insieme. Una stricca, 10 metri, andava tutto insieme. Allora io pensavo che cada 3-4 metri, un pal. Piantare un palanco. Un palanchetto, dopo piantare una fassa sotto, una fassa di una ghia, no? Sì, de 10. Ecco. E una in cima e dopo tacquare in piedi e sì. lighea con le stroppe. Sì. Allora c'era
doparar cose della natureza che non Sì. costea niente, che genera a casa. Non ver guasto, per amor di Dio. No, non ciò di ver vara guasto. 3, 4, 5 Ciò ciò di inferrugiai storti. sì. E era magnai da ferrugia, ma tocca indrizzare E impiantare, ecco, così sì. Allora le vanede, dopo si fa le vanede. Opa, sì, Con sì. la sapa si fa le vanede e in mezzo di cada vaneda per passare che era il trodetto. Sì. Allora tiri su a terra, mia vera. Sì, proprio. Non che era tipo il muro, No, un muretto, niente che spartia No, una vaneda de un'altra. Solo un trodetto Sì. e tira su e fa tipo la vaneda la era fatta così. E se che metteva tanto adubo chimico, mia vero? Che chimico che è? Che veniva della chimica delle Sì, vacche. delle vacche. Era pura merda de vacca, sterco sì, de vacca, sì, la sì. buassa de vacca che se e se c'appia mia quella fresca, No, quella quella becche- che se passea, che le galide sfrasea, che era becca Ecco. secca do in fondo. Come che ne era mia le strumere? Che ne era una rota là di 10 20 metri, in metri, dea la merda di veniva stante l'engue là de do. vacche, la guassoni che fe foglione grande così del morbido. Sbrusacool. Foglione L'amore belle, Dio. morbide, tanto adubo. Ora si c'appia quella, si portava E su. abbiamo parlato prima che se prima meda vaneda, un tocchetto, Sì. se semenea. Per farle... E dopo mi penso che a nonna aveva un tamiso, a tamisea terra fina per sopra, cioè. Ah, E sì. dopo la bagnea, no? A colpi, come che non era in cui che chiama la tela, quella? Che buttava No, che non era mia rame, sombrite, rame, che si buttava metteva rame, sì, per far ombria, ombria. Sì, che loro le veniva, le nasceva pisguelte, Mi penso che metteva scrimpe di pin anche in mezzo ai fiori per le galline Ma di le galline andare. non da sgraffare. Mia mamma, quando che la fedia di fare a vaneda, dopo piantava un stecchetto Sì. e a piantava la cartela. Per sapere che Che varietà tipo che di ne erano. sera. E quando a fine, ascolta Marino, Quello che mi capite smentegava. Sì. mi penso tanto bene, olha só, guardei pro resto da vida. Minha mãe está ainda viva, graças a Deus. Ela dizia così, Ede, nós fizemos o menor, o maior fará Deus. Ecco. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo também. Nossa Quer fazer Senhora. brotar, nascer. Sim, sim. Não antes Produzir. fizemos manco, il É Pi Dio fa il fa il Pi. Signor, è il Dio. Olha Sì, só, Sì. parole da mamma, mai Mhm. Pi desmentegai. desmentegai. Ecco. Proprio, E loro amico sì. metteste via, ma il Signore fa lo che? Ma fa buttare. Ecco. Ecco, Mhm. cose da natureza, Sì. proprio così. Mi è vero? Dopo se guardia tanto la luna, come che te La parla luna, prima. mai ta luna crescente. E te sai che Mi è vero? No, perché in densa mensa. Densa mensa, Sì, in ecco. densa mensa ste piantate la luna crescente. Dopo quando che veniste le latine di azeite che vi fatto, Valtri, e il cantero con le latine, con latine sì. di azeite, dopo con tole, Sì, un bacchetto con impiantato, tole, tole, dopo con i plastici, i garaffetti I litroni, plastici, i litroni di cose fa sì. con i litroni plastici, ecco. Allora, è l'addobbo del tempo, era la grassa delle vacche, setto dei porchi, l'era fortissimo. Ecco, sì. Quasi sì. non si doparea. No. Dei Delle vacche. porchi si doparea in colonia o te la ortassa, Mhm, ma te sì. l'orto l'era L'era grande de vacche. maggioranza De alla vacche. merda de vacche. Sì, Ora, sì, proprio. tanta gente, de volte Dio pensa, ma eri Dio parlare che parola là? Sì, schifo Par dá, fin de repente, parece até nojento, mas Ma era não. muito natural. Ecco, Era uma, sì. estamos falando uma coisa que era muito... Parlare merda de vaca... E era vi una cosa- dico, no, anti tipo sendia a catar su la merda de vacca straminata senza niente via. Senza niente. Boh. Senza niente Quella via. pure neanche a dire. Ecco, sì. Allora, le Eh. somenze te comprava Sì. e dopo tocchi a strapiantarle. Tiria via anche dei pomidori. Tiria via. Marino, parlare in pomidori. Ehi. Gli facciamo una domanda, Valti che si casa, ascolta bene. Se eu tenho dois pepinos, duas beterrabas, duas cenouras e 4 tomates, quantos legumes eu tenho? Opa. Ó, 2 pepinos, 2 beterrabas. Marco! 2 pepinos, 2 beterrabas, 2 cenouras e 4 tomates. Quantos legumes eu tenho? Adesso mi che aperta anche a me. Bom, ascolta qua. também che aperta. Guarda qua, cose che si piantea rento te l'orto. Sì, sì. Ascolta,
e i temperi e il consigliere. Sì. Sì o no? La salvia, Sì. e il persemolo, Mhm. sì. Se piantea anche... Che cosa giuteme? No, se piantea anche le erbe per fare rimedi. E si ha La malva. la malva. La malva. Sì, ciò. La mangiorana. Opa. Mangiorana. Sì, buon maestro. Il capinceroso. Buon maestro. Sì, buon maestro. Capinceroso lela. Lela sidrera. Sidrera. Anzi che chiama capinceroso. Sì, piantare. Tutto rento te l'orto. Tel Sì. cantonetto. Osmarin. Via del fondo. Via del fondo. Osmarin. Osmarin, sì. Proprio. E dopo di repente che veniva fuori ancora. Mangerona. Ecco, sì, sì, tutto sì. rento te l'orto. Se piantia che fuori dell'orto? Seule, Sì. patatine italiane, patate dolci, la fava, i bisi. Che lavori lì si piantea fuori dell'orto. lentiglia, O anche lentiglia, sì, o Sì. anche a rento. A lentiglia la fava anche a rento, ma non correa piantare rento, Ma vero? le patatine le gavea i bisiganti. Sì, ciò. Signor che la mania, non si che eh. chiama i bisiganti. E non si aveva prodotti come in colpa copali. ma niente. Di alla se niente. sgorleica che don Sì, 500. sì, a Mangia tutte le foglie. Straminea Te sendre. spiasea. Se straminea sendre a colpi per catar che a sendre la Sì, potesse ciò. distrudere. Se io devo dire che va a casa, se io devo pensare che due matti là. Ma è vero, anche che avevamo visto questa situazione lì. Avevamo visto questa situazione lì. Dell'orto. Mi penso che un dì mi sono arrivato a casa, c'era di oscurire, sono andato in cantina Sì. e il nonno il veniva in colonia e a nonna si è andata dentro l'orto lagato su una muccia di teghe perché le teghe e i pomidori tocca piantare frasche. Sì, e Sì. tacquare o frasche? Che le perché veniva su, no? camminesse su E per allora la nonna la viene la gavella attraversa. Sì. Questo poracchio. La nonna viene qua attraversa e la tira su così, la butta dentro una muccia di teghe. C'ho teghe fresche, buone. Sì. Quando arriva al portello dell'orto, la vede il nonno che viene in colonia, che passi larghi, la che dice: Nonno, mi dopereo stasera. E allora il nonno dice: sono massa stufo. Allora la dice: allora neanche me lavo. Ma allora Marostica per finirla, sì, che ormai che abbiamo parlato tutto. Sì. Le galline. Le galline. Le galline erano tutte l'orto. Le galline era maledie. Ma quante Chi che non sassate? maledia una gallina? Ma Sassate, quante peade. sassate? Sì, ciò. E il pupal mi diceva su, se non diceva sempre, perché ti tendi le galline. Tu attendi le galline Sì. che non vai a E loro le l'orto. catea un buso, perché rento te l'orto. Pi contento de una capra o una gallina rento te l'orto, Sì. i disea. Le Sì, sfrassea fuori perché tutto. là catea le bissette, le Sì, mignocche. mignocche, Là catea bestiolette, catea erba fresca. Sì, sì. E se la godea rento te l'orto. Appena Samenà, che anche te che dite prima Samenà, l'indea là in mezzo del cantero, cioè con le savate delle galline, fretta. Sì, ciò. N'altra, i can. Quando che te volei ciappare un gal, te marchei il gal, ascolta bene. La casa era così, ma guarda Sì. che era per tutto. Te marchei, andiamo a ciappare che il gal là per copare. No, anzi che aveva sempre un can, tutti ga un can. Sì, sì. A nonna diceva, quel griso là, c'ha pelo che lo mangiamo. Tutto bene, sì. Allora diceva, senti, è il profumo. Roger, è il profumo del consigliere. Allora, diceva, quel griso là, la nonna diceva, c'ha pelo. Ma chi che c'ha un gal? Sì. È il can. È il can, te marchei col can. Quella è il can Candea. e non che fai niente, No, lo ciapè piantè state insieme a te là c'è il ciapè. Sì. vera. Allora il can l'era costumato in una maniera che quando non si diceva le che bestia là, lui l'era ciappala. Allora non si andava rento l'orto che era una gallina. Sì. E se che trena sassata così e la solea persona. Sì. Che quando che il pericolo pegate e ale fa buio, no? Sì, La sì. solea persona così quando che arriva a banda dell'à il can. Le ciappè. Adrio. Ah sì. Tocchi a dire che sai via tutta la ferma e te bivi perché Sì, sennò il no, can, perché il can era acostumato a che maniere là. sì, Quando la sì, gallina sì. andava fuori dell'orto il can Lui la che ciappa. ancora- Proprio No, così. ma che Quante storie
Che bello. belle storie naturali, originali, vere, che abbiamo passato altri in colonia. Proprio. Allora, 2 pepinos, 2 beterrabas, 2 cenouras e 4 tomates da 10. 2, 4, 6, 10. Sì, Da 2, 10, 4, da 6, 10. 10. 2, 4, 6, 10. E da Ecco, 10. ma da mia 10, da 6. Perché il pomidoro è mia un legume. Ah, sì? E anche il pepino. Pepino non è legume? No. Pepino e nem tomate. Ah, va lá, andiamo. E nem abobrinha e nem chuchu. Se quiser pesquisar, pode pesquisar. Adeus. Adesso, pronto. Legume è quelli che da sottoterra, allora. No, deu confusão. Deu. L'orto è vostro, fai quel Fai che quel che volete. Ma o pepino è legume. Ah. Josiel, faz favor, pesquisa. Pede ajuda aos universitários. Pede ajuda aos universitários aí. Sì. Pepino è legume o è frutta? O tomate è frutta, né? Sì. Migo bio 50 anni per sapere. E ti, Marinho? Anche. Anche 56 con mia savesti ancora. Savesto stasera? Sì. Ah, é? Sì. T'ho visto. Ma tanta gente sapeva mia. Então, o tomate è frutto, tá? O tomate è frutto. Ma Mandemos trucon, Marosta. a chi? A Chiquinho Maronese. Chiquinho Maronese, Tony, vou limpar a casa lá, portar via tutto. Adesso, ecco. Chiquinho Maronese. Un ringraziamento speciale, un struccone speciale a tutta la famiglia, Sì. al tanto che se volemo bene come Proprio, fratelli, vero? sì. Chiquinho è una grande anima, suo padre anche, sua mamma, a Sì. Chiquinha, tutti loro là, un strucconasso, Tutti, vero? tutti, Chiquinho, Colorado, vai o che? Mia tanto no, ma vai. Ma meglio del gremio. Meglio del sì. gremio. Cioè, ma tá feio i nostri gaúchi qua, mangia pai, Mi sono colorato, Marinho è gremista. Pepino è frutta. Ecco, allora... Então, quantos? 4? Per me, Beterraba e cenoura che è legume. Sì. O pepino è frutta, ma chi che ha detto che... Legume è quelli che da sottoterra. No. Guarda che será? sì. Guarda la beterraba. Não é. Calma, Marinho, tá chegando agora. Chiamiamo Os universitários. Sì. Então, o pepino é fruta e o tomate... Também Foi é pesquisar, fruta. né, Roger? Foi pesquisar na internet, né? Claro. Assim é. Bom, dopo della Colombina, Roger viene a parlare sobre scuola d'italiano. Opa! Importantissimo. Como falar o italiano correto, como escrever, tutto qua. Toda terça-feira, Cucanha, scuola d'italiano, qua, per via della Assodita. Va bene? Cosita proprio. Cosita, sì. Demo a una sonadetta, la Colombina con gli amici da Vasoli, vai là! Dai! La Colombina, la Galeale, la Colombina, la Galeale, e Coleale, la Toccacce, la Colombina, la Galeale, e Coleale, la Toccacce, la Toccacelo, la tocca in terra, la tocca in cielo, la tocca in terra, sta primavera la vuoi sposare, la tocca in cielo, la tocca in terra, sta primavera la vuoi sposare, la vuoi sposare allegremente, la vuoi sposare allegremente, per stare a regge la notte lì, la vuoi sposare
Eita, che maraviglia! Non avete avevi idea di cantarvi una sonata stasera? Com'è che sei? Tordiglio Negro, vero? Della letra Tordiglio Negro che sei del falecido, del Porto Teixeirinha. Ecco. Non anche che avevamo fatto una letra Boi Mestizi. Boi Mestizi. Ma andiamo ai nostri patrocinatori in ascianta, dopo torniamo in seguito. Vai là. Minha vez. Não é. Me dá. A minha vez. Não é nada. Não é. Para. No caminho tem Buffon. Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. Maravilha. Ritorna il nostro filò italiano stasera 31 di agosto. Ciao Tusi, un altro poco, un'altra scianta, arriviamo a finale d'anno. Ecco. Se poi 2021. Mese che viene. Mese che viene. Il mese che viene. Che finisse le piglie. Finisse le piglie. Mese... Ciao, siamo all'epoca di arrivare a primavera, dei fiori, delle piante che mette fuori a verdo. Mi vedo qua a casa, che sono di stare in colonia, no? De un dì per l'altro ti vedi i foglie crescere. Sì, i figari ieri mi pareva un po' di pontine, un coi, quasi tutti con le foglie fuori. Spettacolo di accompagnare, che lavoro lì. Maraviglia. Ascolta, parliamo di Cuccagna Scuola del Italiano. Era qua. Sì. Sì, Cuccagna Scuola del Italiano, ora ancora andiamo a vedere la scuola dove che andiamo a imparare la pronuncia dell'L, lettera L e R, dell'italiano. Lo andiamo a vedere col maestro Juvenal. Sì. E ne è un libro, vero? Sì. Parliamo del libro. Ok, chi che vuole allora è il libro della Cuccagna che è la nuova grammatica dell'italiano. Perché la nuova grammatica? L'italiano te lo parli di diverse maniere, da maniera che te imparare. Sì, dipendendo dalla tua regione che ti si viene dall'Italia, te parli. Sì. Ma scrivere, a partire di adesso, tocca scrivere tutto compagno, come si è scritto nella nuova grammatica dell'italiano, che è
cucagna, si chiama cucagna perché è grande, questa è la grammatica nuova. Allora chi che vuole, il costo è 52 reali. Qua a Rio Grande do Sul. Del nostro stato, ecco, e fuori del nostro stato allora 60 reali. Chi che vuole allora adquira già il suo libro, 5199188 0546 con il presidente della Sudita Juvenal Dal Castel. E questi soldi che Valtteri spende per pagare il libro, è importante che giute la Sudita, l'associazione che porta avanti tutto quel che acontece nel Brasile. Del Brasile. Del E Brasile. del Brasile e del mondo anche. No? Ecco, sì. Chi per fare il pagamento allora è il pix assudita@gmail.com. Devo vedere la scuola allora? Devo vedere la scuola? Ghetto là? Ecco. Vai. Sì. Allora, la nostra prima lezione di italiano cominciamo con la pronuncia, perché una lingua fondamentalmente bisogna saper pronunciarla. Allora abbiamo due lettere per cominciare, la L e la R. La L è una consonante laterale, dentale o alveolare. Perché laterale? Perché il suono della L viene fuori dalle bande, della lingua, no? E allora si dice sempre così, gal, bel, Brasil, mol, mul, bel, mai dir gal, bel, Brasil, mol, mul. Perché? Perché questo son di U non esiste in italiano, la vocalizzazione in U. Non lo che dell'italiano, solo che del portoghese. Del portoghese sì, la L del scomizio della parola, la Z differente della fine. La L in italiano del scomizio della sillaba, la Z stessa della fine. Esempio, luna, cappell, luna, cappell, lo stesso. Del portoghese è differente perché legna, lo stesso dell'italiano. Adesso della fine la diventa U, pincel. Allora questa è la differenza tra portoghese e italiano. La R si dice sempre R e mai R, non che se due R in italiano. Del portoghese sì, e ne che se la pronuncia gutturale in italiano. Allora in italiano sempre si dice terra, rospo, sempre con una R solo, per quello che di volte in coionava, che ne coiona quando dobbiamo parlare in portoghese e si dice un R solo che dove va a due. Perché in portoghese allora sì, si può doppiare R, H, si può dire terra, terra, rapido, rapido, è vero? Ora con queste due lettere abbiamo cominciato imparare la pronuncia dell'italiano e subito che importiamo altre lezioni per insegnare altre importanti lettere caratteristiche che si pronunciano in una maniera un poco differente solo che in italiano. Maraviglia, spettacolo, un struconasso Juvenal Dal Castel, un grande amico nostro, un sataron de cerno a Juvenal, neanche che casca i cavei, ma firme e forte del nostro italiano, struconasso a te e a tutti quei che mantiene il nostro italiano. In nome suo di lui, a tutte le persone, famiglie che ancora a casa parla italiano, scrive, abbiamo le reti sociali, il WhatsApp, che si mette su cose in italiano. Se parla in italiano, se scrive in italiano, se ti si impassiona per l'italiano, ti puoi chiamarmi mi, o se no Juvenal, qualche un della Sudita, che noi mettiamo dentro del gruppo della Sudita. Sì, qualche persona può partecipare. Mi piace l'italiano, mi parlo l'italiano, go gusto dell'italiano,
vengono altri. Bisogna essere in DP. Quanto DP gente siamo, DP cresce il nostro italiano. Mi è vero che è così? Proprio. Mi vuoi mandare un saluto a Luisinho Bedin, da Bedin Soluções Imobiliárias, che è stato il nostro patrocinador martedì passato. Qua Serafina, per farti vedere idea. Allora, lotteamenti, predi con tutti i suoi appartamenti, coperture, sale commerciali, case, compra, venda, aluga, intermedia negozi. Una volta gli diceva sensor, la sensaria, dice a mia cosita, proprio. E allora un struconasso a Luisinho e tutta la sua equipe, lo rigà qua a Serafina, un tocco di terra appena fuori da città per ti fare un sito, 5 ettari di terra, 4 per piantare. Capio? 125 davanti della strada, come sia a metrage di me da Colonia, solo entrare in contatto nel site da Bedin Soluções Imobiliárias. Anche voi mandate un struconasso a Favarino, a Nico e a Ditadi e a tutti della Pinseis Roma e da Casa Corba, di Nova Roma do Sul. Di mano dopo saremo a fare una live a Nova Roma do Sul. Capio? Moacir Palassolo e a tutti gli altri di Nova Roma do Sul. Va bene? Casa Corba, la cacciassa che se veniesto di là andata tutta, se capì che finia. Chi che manda a fare cacciassa buona, mia, vero? È ben cosita. Ascolta, adesso noi siamo in una campagna, Josiel, parecchia là. 3 Anjos Centro de Reabilitação. Ecco, andiamo a vedere cosa che Sergio defende che le frate le drio far nell'IT per aiutare i tosatei per chi gapi al manco 3 volte per mangiare al giorno. Andiamo a ascoltare. Edgar Marostica e tutti qui che ascolta, che guarda questo filo italiano. Mi sono Sergio Defendi, sono assisto a Nova Bassano e sono qua per dirvi 2 cose. A prima, farvi auguri a Edgar Marostica, Marinho e tutta l'equipe del filo italiano. Grazie a altri per portare avanti la nostra cultura. Grazie per la nostra lingua, per mantenerla viva. Lingua italiana è identità e non vogliamo mai perdere la nostra identità. La seconda cosa che voglio dirvi è che dall'anno 2010 fino all'anno 2020, 10 anni, mi sono stato nell'IT. Ho visto tante cose e tante cose anche brutte. La più brutta che ho visto là è la fame. Valtri sapere che nell'IT di cada 3 haitiani un passa fame. E qui che di più soffre è i tosatei, è i bambini. Tante volte mare e se vigneste volendo entregarmi suo fiore. E voleva mia livrarsi del suo fiore. E voleva solo che potesse crescere e vivere con poca di dignità. Per quella è l'anno che viene, scommesso del 2022, scommissiamo un progetto nuovo, Centro di Riabilitazione Infantile 3 Angeli. È un progetto che vuole accogliere tosatei di 3 a 6 anni che vive in situazione di fame permanente. E cosa volemo con questo progetto? Volemo che questi bambini gapi al manco 3 piatti di mangiare per giorno. Volemo che questi bambini possano crescere e vivere con un pochettino di dignità. E per far questo mi domando a altri di partecipare di questo programma. Potete partecipare come? Donando 20 o 30 reais al mese o conforme le vostre possibilità. Perché fare il bene fa bene. Grazie a tutti e un struconasso. Che bellezza, eh? Maraviglia. Che lavoro che le devo fare. Nostri complimenti a te e un ringraziamento. Ti sei una persona che fa. Noi altri che abbiamo il capello, a gente che fa. Vera. Gente che fa. Dio te benedica, Dio te aiuti.
e continua a avere questo pensamento, questa idea, Ecco. questi estri da aiutare persone. Vera. E più che sia Tosatei. Vera. Quando ti parli in Tosatei... E diamo gli auguri anche per l'italiano che ha parlato. Sì, ciao, complimenti, sei bravo. Ah. Già che ti sei stato fuori a te. Ma lui mi ascolta sempre. Ah, sì? Sì, ecco. Grazie per divulgare il nostro italiano. E vadi che si casa, Gavio visto lì che ne è il Pix, o se no che ne la conta Sì. del si credi. Per aiutare, Puoi aiutare tutti i mesi, guarda lì. Si credi agenzia 0259, conta corrente 924539, Sergio Defendi. E anche a chave Pix 000-762 650 99. Sergio il Gaccaro non sta, con mia darghe una muccia di soldi, non te un colpo, ma se ti te vuol stai a volontà, daghe quanto che te polo che te, o il tuo cuore il comanda, ma se no 10, 20, 30 conti al mese, che allora è l'anno che viene che lui comincia a fare sta opera, no? Sì. Allora per l'anno che viene che sia tutti i mesi il sacco che viene rito soldi per pagare il da mangiare, tu sai? Va bene? Demo i cognomi. Devo parlare un pochettino ora l'origine dei cognomi. Cominciamo ora col cognome Favero. Ecco, allora il cognome Favero ha l'origine da parola latina faber, favero. Podaria anche avere origine da un appellido di chi lavorava con le fave. Opa. Capito? Allora che parlare lì del cognome Favero. Il significato significa un artefice, un artigiano, cosa sei? Un artesano, un fabbro, un ferrero. Capito? Che lavora col ferro. Se cata tanti favero nella città di Montebelluna, in provincia di Treviso, sempre del Veneto. Sto andando a Montebelluna, ti conosci? Sì. Ecco. Parliamo adesso del cognome Cella. Come? Cella. 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 Ma è qua che dice Sella. Ma perché qua il CE dell'italiano pronuncia le c'è. E C. Allora, vedi che si sella da cognome, si mia sella. Ecco. Che ne sella anche con S. Ah. Che dopo che ha scritto. Ma che se sta un sbaglio de scrivon, no? Perché se cella. Allora, ecco. Cella vuol dire che? L'origine del cognome Cella la viene dalla parola latina cellarius. Cella potrebbe anche avere origine da un appellido di chi lavorava come oste. Cosa sia un oste? Un barista. È l'uomo che serve il vin ai clienti, le bibite. Capito? Maraviglia. Cella significa allora cantiere. Cantiniere. Cantinere, sì. È l'uomo che era responsabile dalla cella vinaria, cantina, adega. Capio allora? Ecco. Valtri che parli che si sella, se cella. Se cella. Ecco. Giusto. Laureato allora con il vin. Se catta cella dove? Nel Lombardo, sempre nel Veneto, e che c'è tanti cella nella città di Milano. E mi ha una particolarità dei cella, perché mi ha un amico. Mario, vieni qua! Mi ha un amico mio, che è Francesco Cella, che si sta là a Due Ville. Si da a Due Ville, la mia fratello. Sì. Francesco Cella, che aveva una gelateria. Cosa è una gelateria? Una sorvetteria. E lui è italiano. E suo padre è brasiliano. Va! Sì, perché suo nonno ha migrato, vengono i migranti, e a sua nonna che ha guadagnato a suo padre qua nel Brasile, a San Paolo, e dopo lui ha tornato, e lui è nascesto là. Allora cosa che mi volevo dire, che tanti migranti che se venesti e tanti che anche tornare. Sì, Sì, quelli che avete più condizioni finanziarie, che se vengono, perché l'immigrazione anche se sta una forma, una possibilità, una maniera di venire qua verso un negozio, di investire. Tipo per enriquecer. Ecco, e tanti se venesti. O per via di aver tanto conoscimento, o studio, o esperienza, o soldi, tanti andati bene. Sì, e allora lui è venuto qua e il aveva soldi, che aveva skate, e le tornà, dopo non perde anni, le tornà. Capito? Sì. Perché se tante famiglie così, allora lui, ma guarda bene, lui è italiano, ma sesto là, suo padre è brasiliano, se no non è italiano. Guarda, è importante, interessante interessante questa storia. Francesco Sera la Due Ville, mandiamo un struconasso a Due Ville anche al nostro amico Fabris. La devo accompagnare, Inacio Fabris. Ecco, e a tutti quei che sei in Italia,
i veneti, chi se l'ha, E anche qua Serafina che aveva una mucciaia di sela, mia vera, una sì, striccata. c'era allora. C'era, sì, tanti. Dite che detto che Favero, se visto d'Italia, sì, suo nonno, sì, sono nonno di Valdesir, e che chiama Tony Italiano. Tony Italiano. Tony Italiano. Ah. Valdesir, se le ascolto del programma, lui va a capirla che Valdesir le fiol de gusto che era messantolo, gusto le fiol de Tony Italiano, se viene da Italia. Me compare Giacometto se a suonare che se appunto noi che avevamo una frotola. Spettacolare. E Cassonara mi compare Giacometto se là del Veneto, saista di là insieme con i migranti. Che aveva un bel galetto. Sì. E quando canta il verso del becco. E il fasea chirichichi. Ma sì, e le galline tutte mate per la perdita del galo. Le rabaltan calpunaro della rabbia che lega. Gli amici della Massoli, vai là. E compare Giacometto e aveva un bel galetto quando canta il verso del becco che faceva innamorare quando canta il verso del becco che faceva innamorare e quando canta il verso del becco che faceva innamorare. Vedete le galline che senza gelosia come galo in compagnia che le mena a pascolare con per galo in compagnia che le mena a pascolare e con per galo in compagnia che le mena a pascolare. Oh, per dono la parola per far gli invitati la chitarra ancora al gallo la momento a cocinare la chitarra ancora al gallo e la momento a cocinare e la chitarra ancora al gallo e la momento a cocinare. Le galline tutte mate per la perdita del galo le ravaltan calconato della rabbia che le cae le ravaltan calconato della rabbia che le cae e le ravaltan calconato della rabbia che le cae. Alla sera nel Totali, la mattina su l'ora, passo i letti spazza fuori, e le cose le parpone, passo i letti spazza fuori, e le cose le parpone, e passo i letti spazza fuori, e le cose le parpone. Dite che mia spalpa galline. Giacometto. Gatto spalpa galline? No, amico mia, ma ho visto spalpare. Ah sì? Ti fa schifo? No, ho visto me pare che spalpea. Valti che si casa che io spalpa galline. Mica avrei idea un dì di fare una live e andare a filmare tutto che lavoro lì. Sì. Mostrare avanti come che c'era la storia delle galline, coppare una Non gallina. le mia, ecco, sì, ma anche spalpare le galline era mia maltrattare la gallina. Era per sapere Ma che era di quei chi... Era per sapere se la aveva l'uovo, no, che allora sì la molea e la andava a fare all'uovo di Ah sì? No, ma andiamo gente. Marco, o Roger Veneto, manca te. L'idea. Ho detto che? Non ancora che ti capisci niente, se tu Dio tende a polenta là, no? Sì. Ecco, va bene. Mi ha fatto fin voi dopo di rostire 2 o 3 uova, non so se rostimo dopo. Sì, rostimo. Ecco. Rostimo. Gli mandiamo un saluto a Benincà.
Benincala di ovi. Guaporè, noi portiamo a casa 10-12 cartelle di 30 ovi al mese, Al mese, sì, ovi, ovi. Vatti Sì. mangiare ovi. E l'ovo è il secondo mangiare più completo che esiste a faccia da terra. Proprio, sì. Prima il latte della mamma, il colostro quella, Sì, no? e Ecco. dopo viene l'uovo. Gatto capio? Sì, ho capito. Parlo mia bene, mi? Sì, sì. Parli bene. Tra ovi e galline capisce ben che i due lì. Sì, sì. Beh, allora, Marco, e lì ti vede medendove. Ma qua a dire che dei legumi che prima frutti E lo sta chi quel cacciasso che hai indovinato. Se che trappaiai su tutti lì, Dai, nel caso. E lo sta chi lo meneto. Ma Mi che grito- sta a Mauri senta che a Mauri veio, austro con. Il primo che ha risposto il primo giusto. che ha risposto giusto. Sì. Perché Mianca pensa che era 6. Tianca e Tianca. Mi sa vede il pepino e del tomate. Ma allora te Pomidori, Sì, cucumeri, pomidori. cucumeri e pomidori. Micato che legumine quel Ma che da prima sotto con parlare pepini, mi? Pepino te che parla. Con parlare pepino, Sì. Come mi ha detto cucumeri? No, hai detto pepino. Ma che bauco che sono. Ah, ma succede. Sì, ma allora Delle che sta volte. l'unico a Mauri senta. Ma allora Dopo che ne sta Sul conasso Mauri. O sol quelli. Sol quelli che Ah, sol 4 quelli. che Da já indovinare. acertar, Allora dire che le de São José do Hervalga, gente, Camargo, Tuparandi, Carazinho, Patrocínio, Toledo, Serranópolis, Pera lì, Serranópolis? Serranópolis. È di là di Veranópolis. No, distante da Veranópolis. Alexânia, Ronda Alta, Descanso, Guabiju, Oros, Santa Catarina, Bento Oro. Gonçalves, Espumoso, Formosa do Sul, Pedras Grandes, Três Arroios, Passo Fundo, Pinhalzinho, Gezianca de Tovena, Treviso. Opa, siamo distante, Siamo distante. 2 Lajeados, Barracão, Chapecó, Erechim, Marmeleiro, Aratiba, Sorriso e Rassimea! Sì, me mena mi era a fare una live. No, con tutta propaganda che femo dei Così, Rassemia. valti là, me sindaco di Rassemia, pa mordio. i Pareggia là una mala piena di soldi. I Rasemina ormai la sera il Rasemona qua. I Rassemona, Mi ho 280 parenti là in Ah, Rassemia. va? Sì, allora, per favor, sindaco, Se se vatti vuol che Marinho va in A, mandemi in qua soldi per pagarmi Che nanti io portemo. che nanti che demo una doma de cacciassi o me ne in A. Vista Alegre do Prata, Nova Bassano, Viamão e Casca. E dir che giorno 24. La luce le Ciantesi. 24 di agosto. 24 di agosto. Che nello che? Sopare de Ney Casonato che tu conoscesto. Nei casonato che tu va a Sì. fare una poesia, una declamazione e mandarmela qua. Uffa, che bellezza. Sopare etelemico, nome? Che un nome che? Etelemico. Etelemico. Cioè, ma che nome importante. Capetesso do lago, capetesso do qua, etelemico. O casonato di che? Isso. Mi non con colpa sta me pare che capetesso il nome. No, no. Neiga nome Ney. Sì, Nei. sì. Sopare Sta sonono. e sonono no caso Sonono che mette il nome Isso. Sopare. A Sopare, sì. Sopare che ha fatto 89 anni, giorno 24. Gramenti, bravissimo. Allora, un struconasso. Struconasso Sì, etelemico. Mantete Casonato. Casonato. Isso mesmo. Ecco, Che Ben bellezza. cosita, né? giusto Andiamo così. avanti che è una frotola bella. E sti qua, allora mica mando un saluto a quelli della Dilnet, che sei quelli che mi Sì. porta per tutto il mondo con le immagini, no? Guarda che bei che Proprio. siamo nati, Mhm. La Migi Plus che è il rasson per tutte quante le bestie, bestie belle e sane che occorre mangiare Migi Plus. La Baspan è un prodotto stivai, ultra leve e super leve. Un prodotto da basso pancote. Abbiamo il polivalente che è supermercato di Santa Rosa e qua Serafina. Vittoria. Vittoria. opa. A vodka Rajska, vodka che fa Le meglio caipirinhe. Ma non mi piace. Abbiamo la loggia Paludo, ossia 7 logge qua nella nostra regione. Vediamo se pensiamo. Tapejara, Sananduva, Marau, Casca, Paraí, Serafina e E Guaporé. Vaporè. Vaporè. Camilo, struconasso, camisa nuova. Chiama che bella. che Parla un'altra È persona. una passiata. Te parla un'altra persona. Sì. Un saluto a Rede de Postos Buffon. Un
Coi il poro Joan Buffon mi Sorrento Tenà. Ma una lui era frotola. una personetta speciale. Sai che mi voleva bene. Ma lui che voleva bene a Sì, tutti. Se che voleva bene a Marino, allora lei era. Perché lei era gente buona. Immagina gli altri. Ecco, allora Bravecto tratta, previne e controlla pool di carapati per le pile 90 giorni cagneto e anche avevamo la modello Penei de Vento Gonsalves, un strucon Penei te a Serra Gauscia ga indirizzo, modello Penei 3455 mezza 500. Arrivederci, lei è la ultima cantata degli Amici Gli da amici da Massolini. Massolini. Arrivederci, Opa. finale. E la polenta di brusarsela via. Mica fa un ringraziamento. Mi si appolenta là, gli amici da Massolini, ringraziamo. Sì. A Favero, le mude dell'Orto. Valdesir E mandiamo Favero. un saluto a tutti della Grano. Ah, Sì. sì. Produttori che c'hanno La se come si chiama? Agroindustria? È una industria che fa prodotti Industrializzazione dei alimentizi. legumes. Sì. Dei ciappa Ecco. che... e altri tanti. Alimenti congelati. Alimentos congelati. Broccoli, cove, patatine, polenta anche. Carote, a polenta è buona, carotole, beterraba è Sì, buona, beterraba è buona. Ma Seleta, casa mistura di tutti. Savio com'è che si chiama beterraba in italiano? Barbabietola. Vuol dire che sì, perché ormai... Barbabietole, duvido vado a parlare che il nome lì. Barbabietola. Marino è barbabietole. Plurale. Barbabietole. Josiel, un ringraziamento a te, i bottoni, la sua tecnica. E Sergio defendi anche che Sergio defendi frate, un struconasso a te caro, e che Dio ti dà tanta salute, ma tanta, continua. Gente come te così che vorrei averne un trilione. Che avevamo parlato domenica, Marosca, del programma italiano, che il mondo le medo desvirtua svia via. Perché che manca Dio in tel cuore. Opa, parole Marino. Che manca Dio in tel amor, cuore. Qui che ha Dio in tel cuore, noi è buoni fare al No, e Sergio il gal Dio grande del cuore. Struconasso Sergio, struconasso. E che un tosetto giovane, Sì, cioè, che è 100 anni avanti. Cioè, lui le frate, se parlasse con me o con te, Marosca, che toccaria darmi del V. Siamo più vecchi. E un'altra parla bene italiano. Sì, spettacolo. Saluto a Tito, famiglia e tutti del Bassan. Ecco. A Orti Favero, Ui, a Valdesir là, e a tutta la sua equipe un ringraziamento. Ecco. Va bene? Quindi E bisogna ringraziare il principale, quelli che mi assiste a casa. A Valtri, quelli che ha compartigliato, quelli che ha partecipato, quelli che ha commentato, che ha marcato persone, che ha risposto alle domande. Sì. È sempre importante per noi valorizzare queste persone perché è una maniera di portarvi allegrezza a vostra casa. Josiel, ti parecchia a sonata che quando mi finisco a frotola ti vai perché sennò mi smorza tutti il cellulare e mi finisce il programma, va bene? Può essere così, combinare. Allora ascolta bene, Tony e Beppi, no? Dopo finimo. Tony e Beppi che entra sempre nelle nostre Ma frotte. varati. Allora Tony l'era maridà e Beppi l'era scapolo. Solteron. Sì. E allora Tony l'era maridà con una donna che era a me da gordettina, meia gordinha. Sì, E allora, sì. ma metti che caffrotto l'acqua qua ha 70 anni. Metti via che era robusta. E allora le donne una volta non dopare a mia braghe lunghe o tal de slacche o agora a calça jeans da loja Paludo dopare a vestidoni, no? Cotolone. Cotolone lunghe, Sì. cosita. E allora sto Tony maridà costa nonna, maridà anni, fioi e tito varati. e Beppi scapolo. E allora va a pescare Tony e Beppi, Tony Undriuman. E Beppi niente. E va a pescare. E Tony E sì. Tony niente. E Beppi Beppi niente, Tony che c'ha Ecco. Manca una volta. No, Tony. piango sbagliato.
Marco, ho visto mica era massa ma Tony. mi conosceva quando Beppi era ben pescatore. Beppi era Scapo, lo Scapo è soltero. Sì. Beppi c'ha pissi. E Tony che era maridato, Niente. Capivo adesso Sì. la Baltica avevo capito. Adesso sì, Ecco, sì. qua. Allora Beppi soltero, c'ha Pessi. pessi, Tony niente. Allora vai. Tony che l'era maridato, con una là, che ha detto Beppi, come che ti ciapi tanti pissi così? Sì. Lui che ha detto, guarda, una ora queste te conto, vai a pescare un altro dì da mucci e le altre niente. Una ora queste te conto un dì che ha detto, se te me conti mi avevo più pescare. Ti ciappi una muccia, del pesci mi ciappo niente. Tony che ha detto, Beppi, Sì, che Beppi l'era sì. soltero. E Allora Tony Beppi maridato. dice, "Ben, beve sto cacciassa, non Sì. dico, ora qua, vanti andare a pescare, bisogna che ti ciappi a mandrita, che è quella che ti tiri sui pesi Sì. e ti fai una simpatia. Opa. Oh, come simpatia? Passi che mante culate di qualche donna. Ma come che Beppi allora- l'era soltero? Ma non caro, era soltero, ma era mia morto. E Allora c'è Tony? un dì là, un domestico così di fare i suoi affari. Piova. Trona e piova che Oh, inturbiare. Io Tony che Madonna, pensato. in coelei. Adesso mi va a In pescare anche a coelei, me. sì. Cioè, guarda via in fondo di sbarare a piova che detto adesso vado a cattare minocche. Minocche Sì. se catta tel orto. Orto. Tel E orto. l'orto che a donna de Tony la via Dio col fare i canteri. col culone alto che quando piove se bagna a terra se va se va strapiantar sì. la nonna se l'ha col culone alto là che Sì. la smiccia di qua in là. Dio piantare Tony il gavar radici. qua che andiamo a far pesi Sì, sì. E le arriva la nonna col culone alto le dà la via e cioè slappete così come dirvi a far tutti quei terrion che scappa pochi era Tony no? Sì, La agarrò eh, piano. Quando la ga passava manco sita Tony che passava man senza muoversi la che ha detto vedo pescare ancora Beppi a tutti quanti Struccolasso! Che meraviglia, struconasso a tutti! È stato un gran piacere per noi del gruppo Gli Amici della Massolin di Porto Alegre fare un'altra partecipazione in del filò italiano di Edgar Marostica, un'altra con Ennio Lovison, Celito Finato, da Circadori, Rui Zanata e adesso cantiamo Arrivederci! Andavamo a passeggio girando per questa città, non potevo pigliare la carrozza, un taxi sempre a piedi, felici così. La tua piccola mano, la mia mano stringeva, felici eravamo a sognare, oggi è triste momento.
io seppure laggiù in capo al mondo vivrò per il giorno che a te tornerò. Arrivederci, arrivederci tesoro, arrivederci mio amore, te lascio il mio cuore finché tornerò. Arrivederci, arrivederci tesoro, arrivederci mio amore, te lascio il mio cuore finché tornerò. A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e a sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. A minha vem? Não é! E dá! Não! A minha vem! Não é nada! Não é! Para! No caminho tem Buffon? Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor.